Editor. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno e benvenuti ad Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà, anzi questa alle mie spalle non è Radio Libertà, ma è una delle cantine che al giornale utilizziamo per fare video e cose del genere. Questa puntata voglio analizzare, mi terrò sul piano editoriale e senza scantonare troppo verso la politica, perché non ce n'è bisogno in questo caso, anzi nei due casi che prenderemo in esame. La politica è implicita e è anche facile capire quali siano le basi e lo sviluppo appunto del caso letterario, che è anche caso di riflesso, caso politico. Allora, al Salone del Libro di Torino, che si è concluso un paio di settimane fa, uno degli affari principali che è stato concluso. Torino è un salone dove appunto vengono esposte le novità, diciamo così. Non è tanto un salone di affari, però anche una sezione dedicata agli affari, quindi agli scambi, agli incontri con gli agenti, al passaggio dei diritti e così via. E il luogo dove si fa veramente questo lavoro è la Fiera di Francoforte, invece, che è appunto principalmente vendita e scambio di diritti. Comunque, degli affari si fanno anche a Torino e le edizioni Sette Colori hanno fatto un grande affare, cioè sono riuscite a aggiudicarsi i diritti di Giuseppe Berto, uno scrittore che in Italia è passato da editore a editore, ha iniziato con Longanesi, poi c'è stato un lungo periodo di Rizzoli, poi c'è stato un lungo periodo di Rusconi, poi siamo tornati a Rizzoli, poi alla fine è arrivato la casa di Berto per sempre. Chi era Giuseppe Berto? Giuseppe Berto è uno dei principali scrittori del Novecento, aveva solo un piccolo difetto, però imperdonabile agli occhi della cultura italiana, cioè non era comunista. Anzi, Berto era, diciamo, nato come fascista, era nato nel fascismo e aveva creduto nel fascismo, salvo poi un brusco risveglio dalle illusioni avuto durante la guerra in Libia, cioè stiamo parlando della seconda guerra mondiale. Lui era andato a combattere in Africa e in Africa si era reso conto che insomma Mussolini badava alla propaganda, ma non era un politico, diciamo, di rango troppo elevato. Inoltre, il dubbio che viene a Berto mentre è in trincea è un dubbio importante, cioè un dubbio che la politica di Mussolini abbia preso una svolta razzista sulla scia di Hitler e giudicando malissimo l'alleanza appunto con Hitler, come peraltro moltissimi italiani, appunto finisce Berto con cambiare giudizio sostanzialmente. Viene però portato nel campo di Hereford in Texas perché comunque si rifiuta di collaborare con gli alleati. Lì inizierà a scrivere e i suoi romanzi saranno uno più di successo dell'altro
Il primo, Il cielo rosso, è ambientato nella Treviso bombardata e rasa al suolo dagli alleati. Poi ci sono altri libri, e poi arriviamo a quello che è considerato il suo capolavoro, cioè Il male oscuro. Il male oscuro è la depressione, sono gli attacchi di panico, l'ansia, e Berto racconta in modo tragicomico, ma dove c'è veramente la comicità e dove c'è veramente la tragedia. Si dice spesso tragicomico, qui veramente è calzante, lo si può usare davvero a proposito. In questo libro appunto lui racconta il suo viaggio attraverso la depressione e appunto gli attacchi di panico. Però c'è anche una storia sotto, non è solo non c'è solo questo aspetto, c'è anche l'aspetto della vita grama che facevano gli sceneggiatori a Cinecittà. Allora, non riuscendo a campare bene con gli introiti dei libri, molti scrittori, ma anche oggi succede così, cercano lavoro nel cinema. Poi all'epoca Cinecittà era molto sviluppata e quindi cercavano, e Berto tra loro, di poter piazzare delle sceneggiature. L'hanno fatto tutti, Pasolini, Bassani, tutti quanti. La descrizione del sottobosco cinematografico romano e di questi maneggioni che si improvvisano produttori è tra le più divertenti mai viste, poi mai lette. Poi c'è una parte, diciamo, che riguarda invece gli affetti familiari che vanno in mille pezzi a causa appunto della malattia. Tutto questo insieme fa un libro meraviglioso, ma il vero salto di qualità avviene attraverso lo stile, perché qui abbiamo anche, non so, frasi di 14 pagine senza punti fermi, dove l'unico segno di punteggiatura è la virgola, ma è la cosa incredibile è che queste 14 pagine sono perfettamente, ma perfettamente leggibili, cioè è un tipo di soluzione d'avanguardia, certamente, che però come dire, non esclude il pubblico, anzi, quando inizi una di queste frasi e poi arrivi alla fine, dici, ma ho letto 14 pagine, sì, perché diventa impossibile staccarsi, perché aveva Berto un talento naturale per il ritmo delle frasi e quindi riusciva a condurti con quel ritmo dall'inizio alla fine di un periodo sconfinato che non finisce mai. Allora, era abitudine degli intellettuali italiani prendersela con Berto. Berto aveva avuto il coraggio di dire che lui non si sarebbe mai, diciamo, che lui aveva abbandonato il fascismo, ma non per questo voleva diventare un antifascista, intendendo con questo termine l'antifascismo dei comunisti, che sono quindi antifascisti, ma a favore in ogni caso di una ideologia totalitaria, mentre Berto diceva che si dichiarava afascista, cioè afascista è uno che non crede nel fascismo e secondo Berto, nella definizione di Berto, non crede neanche nelle ideologie diciamo di sinistra rosse. Lui ha esposto queste idee in modesta proposta, scusate, per prevenire, che è uno dei pamphlet più originali degli anni 70, e poi aveva parlato esplicitamente del suo rapporto con il fascismo in Guerra in camicia nera, che raccontava la sua partecipazione alla seconda guerra mondiale, e questo era bastato, questi due fatti erano bastati per metterlo al bando, in sostanza, e metterlo fuori da quelli che all'epoca erano i salotti letterari, che oggi non esistono più, ma all'epoca ancora c'erano. E dicevo appunto che quando esce questo capolavoro di Berto, il pubblico subito si accorge che è un grande libro e lo manda dritto in classifica, nonostante sia appunto anche difficile all'apparenza. Invece gli intellettuali italiani lo bollano dicendo che è un tentativo ridicolo di avanguardia, Berto non sa scrivere, eccetera, 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 eccetera. Dove
diciamo che la storcatura in realtà nasce da quella ostilità politica di cui ho accennato poco fa. Ma cosa succede? Questo secondo me è un episodio molto divertente. Dovete sapere che l'idolo di chi odiava Berto era Carlo Emilio Gadda, uno scrittore sperimentale, avanguardistico, uno che sapeva giocare con tutti i registri della lingua italiana, quello aulico, quello vernacolare, insomma era l'esempio del grande scrittore del Novecento. Questo Gadda viene invitato alla radio a parlare del libro che è recente, che più ha amato, e lui sfodera Il male oscuro di Giuseppe Berto dicendo che è un capolavoro e spiazzando completamente tutto quel mondo romano d'acquisizione spesso, che invece l'aveva stroncato malamente, quello stesso mondo che riteneva Gadda Dio in terra, e Dio in terra disse che il capolavoro che aveva letto negli ultimi anni, di capolavoro ce n'era solo uno, e era appunto Il male oscuro di Giuseppe Berto. Tra poco usciranno in estate, usciranno dei reportage di viaggio mai raccolti in volume, e poi comincerà la pubblicazione delle opere di Berto, finalmente speriamo, tutti in una sola casa editoriale, con una bella collana dedicata. Ci vediamo dopo. Eccoci alla seconda parte di Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà, e alle mie spalle vedete il muro delle cantine del giornale dove giriamo i video. In realtà sono posti molto accoglienti.
Abbiamo parlato di Giuseppe Berto e del pregiudizio politico che sostanzialmente gravò su di lui e gli fece, diciamo, gli costò l'esclusione da salotti che magari lui neanche ambiva a frequentare. E abbiamo visto come a mettere le cose nel giusto binario abbia provveduto Carlo Emilio Gadda, che era l'idolo di coloro che appunto odiavano Berto e che era però un grandissimo ammiratore proprio di Berto. Bene, adesso cambiamo argomento e andiamo a vedere un altro caso editoriale che non c'entra assolutamente nulla, non c'entra neanche nulla con la letteratura sostanzialmente, e che è, non so quale slogan potrei usare se decidessi di farlo sulla carta. Forse lo slogan è La Riccanza, che era il nome di una trasmissione che andava in onda, se non ricordo male, su MTV, in cui si seguivano le scellerate avventure anche simpatiche, però di figli di papà ricchissimi che ritenevano normale spendere in una serata 5.000 euro di champagne. Ma comunque, di recente, come voi sapete, di recente in realtà è scoppiato moltissimi anni fa, però molte testimonianze sono uscite adesso, perché adesso c'è la possibilità di accedere ai file del processo. È appunto il caso, mi sto riferendo al caso Epstein, cioè il caso di Jeffrey Epstein, ovvero un operatore di borsa che aveva costruito una gigantesca rete di amicizie che gli serviva forse per ricattare appunto le persone che incontrava, forse invece per mettere in piedi una rete d'affari buona, cioè nel senso non illegale, ma soprattutto Jeffrey Epstein è noto per aver sfruttato e indotto alla prostituzione e violentato una serie infinita di ragazze molto molto giovani che venivano reclutate per dei party ai quali partecipavano personaggi famosissimi. Il più famoso, non so, il principe Andrea, Bill Clinton, c'è veramente di tutto negli Epstein Files. Allora, iniziano a uscire tutta una serie di libri che fanno luce su questo caso clamoroso di cronaca. Poi, appunto, per la cronaca, Epstein è morto suicida buttandosi da un tavolino alto 1,30 m in una prigione di New York, dove avrebbe dovuto essere sorvegliatissimo, ma dove, guarda caso, nel momento in cui si è suicidato non c'era nessuno nelle vicinanze. Suicidio un po' sospetto, comunque noi non siamo complottisti, anzi forse in questo caso un po' siamo complottisti, ma in ogni caso Epstein è morto e si è portato nella tomba tanti segreti che una volta rivelati avrebbero travolto probabilmente mezzo mondo politico, non solo americano. Adesso stanno uscendo appunto un sacco di libri su questo caso e sulla vita, diciamo così, dei ricchi che partecipavano a queste feste dove venivano appunto stuprate, molestate delle ragazze, spesso molto giovani. Il primo libro però che è uscito è quello di Virginia Giuffre, che è stata la principale accusatrice di Epstein e che alla fine, dopo aver denunciato il caso, non ha resistito e alla fine si è suicidata giovanissima. Adesso però arrivano altri libri e quello che mi è sembrato clamoroso, ve lo faccio vedere. I giornali in parte se ne sono occupati, ma secondo me merita un approfondimento. Mi dispiace che come sempre lo leggete al contrario, probabilmente è un saggio di Andrew Lowney, si intitola Privilegiati, ascesa e caduta della casa di York, Foglio Edizioni, sono le edizioni legate al
giornale, il Foglio, anche se sono indipendenti, e avrete sicuramente riconosciuto nella foto i due protagonisti, anzi il protagonista vero è lui, è il principe Andrea. Il principe Andrea è uno degli uomini maggiormente coinvolti nei casi degli Epstein Files, non solo perché aiutava in modo illegale Epstein a fare affari attraverso l'insider trading, perché ovviamente essendo membro della famiglia reale, Andrew aveva delle informazioni sugli investimenti principali che avvenivano in Inghilterra e appunto li comunicava illegalmente a Epstein in modo che Epstein potesse investire dove c'era la certezza di guadagno. Ma soprattutto sono uscite un sacco di foto che compromettono molto gravemente Andrew, tanto è vero che è stato allontanato il principe Andrea è stato allontanato dalla famiglia reale. Voi sapete che è il fratello di Re Carlo. Niente, lui in questo libro viene descritta proprio la vita di Andrew, ma in particolare le pagine importanti sono quelle finali, e dove appunto vengono raccontati i viaggi sull'Olita Express, così si chiamava l'aereo che portava gli ospiti a un'isola dove avvenivano i festini, un'isola interamente di proprietà di Epstein. Il libro è una bella inchiesta, è bella corposa, sono quasi 500 pagine, ma si leggono e si capisce quanto siano fuori dal mondo i ricchi, diciamo così, i ricchissimi. Tra i tanti libri che sono usciti, cito questo, come ho citato quello della Giuffre, perché questo mi sembra quello, diciamo, che ha anche che si legge meglio, nel senso che è un'inchiesta di grandissimo respiro, scritta molto molto bene. Però c'è un altro libro che vi voglio assolutamente segnalare. Scusate, prendo il file con il titolo esatto. Il titolo esatto è San Luigi, quello che non ricordo mai, scusate la vecchiaia, è il nome dell'autore. Allora, San Luigi, Nero Edizioni, è un editore anarchico di Roma. Eccolo qua, San Luigi, Nero Editions. L'autore è un giornalista francese, si chiama Nicolas Framont, ha avuto dei ruoli anche, prima di dedicarsi al giornalismo, ha avuto dei ruoli anche all'interno dell'amministrazione francese, quindi è stato molto vicino a Macron, non vicino politicamente, ma lo ha visto, ha lavorato con lui e quindi conosce molto bene quell'ambiente. Ma San Luigi chi è? San Luigi è Luigi Mangione, ovvero l'uomo accusato di aver sparato nella schiena a Brian Thompson, che era il CEO, l'amministratore principale dell'assicurazione sanitaria United Healthcare, che apprendiamo dal libro, invece di difendere a spada tratta i suoi assicurati, cerca insomma di non pagarli o di rinviare i pagamenti, insomma è un'azienda al servizio degli azionisti e dei suoi amministratori. San Luigi, Luigi Mangione, si è accorto della cosa e ha deciso che il mondo andava così dappertutto, in tutti i settori, e bisognava farsi giustizia e ha sparato appunto a quest'uomo, sbagliando ovviamente. Ma è sorprendente quello che è successo dopo, cioè che la gente ha iniziato a schierarsi, però ha iniziato a schierarsi con Luigi Mangione, tant'è vero che lui, che adesso deve affrontare un grande processo e che rischia veramente tanto, una pena molto dura, può avvalersi di avvocati di primo piano perché i suoi fan hanno fatto una raccolta fondi ricchissima di oltre 2 milioni di dollari, cosa che gli permetterà
di difendersi molto molto bene. E questo è, diciamo, lo specchio dell'altro libro. Da una parte vedi la vita fuori dal mondo di chi ha ereditato la ricchezza, e dall'altra invece vedi la ribellione a questo tipo di mondo. Ovviamente viene condannato nel libro l'omicidio, però viene anche messo diciamo in luce come questo risentimento sociale sia destinato a crescere se si allargherà la forbice tra chi guadagna tanto e chi non ha nulla. E chi non ha nulla alla fine non ha nulla da perdere, anche quando compie dei gesti deprecabili e violenti. E vi consiglio di leggere entrambi. Questo era grosso, dicevo questo intendo l'inchiesta su Andrea era grosso, è un libro corposo. Quello invece di Framont è soltanto di 142 pagine, ma molto dense. Metteteli insieme, io vi consiglio, e avrete delle letture interessanti, viste la stessa cosa, uno dei fenomeni di oggi, visti da angoli diversi. Grazie, ciao. Avete ascoltato Alta Tiratura.